chitarrista che a colazione pare mangi solo libri di cibernetica e insalate di matematica. E andiamo subito avanti, andiamo subito a scoprire qual è il primo concorrente. Eccolo qua. Quanta luce che è entrata qui nel nostro club. Benvenuto, lei ce l'ha il microfono, ce l'ha? Lei si chiama? Io mi chiamo Francesco, ma ho un nome d'arte un po' particolare. Frank Tellina, un piccolo frutto nel grande mare della musica. Ma che bello, Frank Tellina! Una specialità. Devo dire che a quest'ora fa anche piacere sentirlo dire, eh? Una tellina, allora dice una sola è poco, ma insomma... Senta Frank, from where? Da dove viene lei? From Napoli. Napoli, a Napoli, bene, il Napoli. resto chi ce lo dice? È la mia prima fan. Mia mamma. Buonasera signora, anche lei Tellina? No, lei ha il nome vero, prego. Mio figlio Francesco è un ragazzo allegro e pieno di fantasia. A Napoli tutti lo conoscono. Prende le canzoni e le trasforma. Cambia le parole e dice un sacco di cose divertenti. Il suo nome d'arte è Frank Tellina. Io sono la sua più grande ammiratrice. E stasera è pronto per affrontare la botola. E non possiamo deludere a mamma! Assolutamente. Allora Frank, quale canzone hai sconvolto per l'occasione? Io ho sconvolto i miei ricordi di infanzia, ossia ho preso uno dei cartoni animati più importanti, che è Goldrake UFO Robot, e vi racconto la sua vera storia, cioè che fine ha fatto Goldrake. In realtà dopo il cartone animato lui è diventato un elettrodomestico, quindi fa i servizi per le case. Meraviglioso. E allora scopriamo questa nuova versione. Francesco Frank Tellina. Ah giusto, Yeah. no, ma all right, Frank Come on. Tellina per 90 secondi. Vai, UFO Robot, va! E signori, un po' con le mani, tutto quanto. Bo, 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 bo. UFO Robot, UFO Robot, UFO Robot, UFO Robot. Si trasforma per fare gli struffoli con il miele di penne mobili. È una gran comodità. Sbatta l'uovo e ti taglia il pane, fai miracoli che patana, schizza l'olio qua e là. Con una mano fai tagliatelle, con quell'altra fa le frittelle, mamma mia che abilità! Ma chi è? Ah, ma chi è? UFO Robot, poi nel bagno si mette i guanti, tazze igienici più brillanti, spazzolone, superstar. Fa raccolta differenziata, ti semplifica la giornata, la monnezza sparirà. Ma chi è? Signori insieme? Ma sta bene. UFO Robot, trita tutto in un batter d'occhio, efficace contro il malocchio, tutto cosa sa fa. Fortunato chi se lo piglia, crescerà nella tua famiglia, lui non ti abbandonerà mai più. Champagne! Frank Tellina! Complimenti! Grazie. Bello, un testo tra l'altro ecologico, Sì. un testo proiettato nel presente per ripulire La monnezza, si può la dire. monnezza, si Ormai può è un dire. termine- E insomma, siamo sulla strada buona e la differenziata, come ci insegna anche la tua canzone, ci porterà lontano, speriamo. Assolutamente. Grazie sì. Frank, Grazie ci a vediamo te. dopo. Ciao, a Accomodati. dopo. Ciao. Metti in salvo la chitarra e adesso vediamo chi ha il coraggio, la voglia, la passione di affrontare Frank Tellina, lo sfidante. Adesso ci raggiunge Frank Tellina from Naples. E adesso, attenzione, non è facile scegliere fra due generi così diversi. Da una parte la fantasia di chi scrive un testo adattandolo alla vecchia musica di UFO Robot, come ha fatto Frank Tellina. Se vi è piaciuto dovete digitare 1 tra poco sul telecomando. Dall'altra parte Mara Martini, con questo ballo straordinario di grandissima abilità, chissà quanto si è dovuta preparare per essere a questi livelli di bravura. Se vi è piaciuta digitate 2. Pronti? Votate! Voto acquisito. A questo punto
parla la botola. Vediamo quindi le percentuali. Che cos'è che può essersi meritato solo il 12% delle preferenze del nostro pubblico, della nostra giuria? Scopriamolo. Botola. C'è una tellina in fondo all'acqua. Vai Frank, sei stato fortissimo. Tra l'altro c'è il giubbotto che è repellente all'acqua, quindi è perfetto, sembra quasi non si sia bagnato. Ecco Frank. Frank un po' se l'aspettava, temeva di essere lui, quello del 12%. Ciao Frank, grazie per la tua simpatia e per il tuo messaggio ecologico. E complimenti allora.